L'angolo dello sport, campionato di Serie B, a cura di Renato Scano, l'inviato speciale contro la SLA, conduce Ugo Bulgarelli. Amici sportivi sintonizzati su Radio Luna Carbonia, ben trovati per un nuovo appuntamento con la mia rubrica sportiva, dedicata al campionato cadetto, che vede un Cagliari mediocre, partito invece con i presupposti societari, di affrontare una stagione di vertice, per centrare immediatamente il ritorno nella massima serie, dopo una sola stagione di purgatorio in Serie B. Purtroppo l'allontanamento del direttore sportivo Stefano Capozzucca e del direttore generale Mario Passetti non ha di certo risolto i problemi tecnico-tattici della squadra, che essendo stata costruita minuziosamente per accontentare il nuovo allenatore rossoblù Fabio Oliverani, arrivato a Cagliari con buone referenze per quanto concerne il suo curriculum, per quanto fatto negli ultimi anni nel campionato cadetto, riportando il Lecce in Serie A, non hanno dato alcun vantaggio al club del presidente padrone Tommaso Giulini, convinto forse che con una ripulita veloce, usando il famoso colpo di spugna del management, avrebbe con un tocco di bacchetta magica risolto tutti i problemi del suo Cagliari Calcio. Purtroppo anche nel piccolo impianto di Bolzano, le cose non sono affatto cambiate. La difesa, come sempre poco attenta, subisce il gol dopo 7 minuti di gioco, con un errore di Capradotti, permettendo alla squadra allenata dall'ex Cagliari Pierpaolo Bisoli di trovarsi improvvisamente sopra i rossoblù. Il valore tecnico tra le due squadre è nettamente differente, considerando la squadra altoatesina composta quasi totalmente da giocatori provenienti dalla Serie C, con una formazione neopromossa, sulla carta nettamente inferiore al sodalizio cagliaritano. La squadra sarda riesce a rimettere in piedi la partita con il cannoniere italo-peruviano, Gianluca Lapadula, che sfruttando l'uscita maldestra dell'estremo difensore di Bolzano, mette dentro col mestiere, riportando il risultato sulla parità, per il suo terzo gol in campionato, con la maglia del Cagliari. Ripresa solita, con i rossoblù padroni del gioco e del campo, con fraseggi lunghissimi in orizzontale, con il solito gioco, visto e rivisto in questi 3 mesi di gestione Liverani, che ha collezionato finora 16 punti su 12 partite giocate, fuori addirittura dalla zona playoff. Nonostante tutto, il Cagliari riesce a conquistare un penalty a un quarto d'ora dal termine della gara, per atterramento netto in area di rigore di Lapadula. Dal dischetto si incarica del tiro il mancino ex Benevento Viola, che con il sinistro secco spiazza completamente il portiere del Sud Tirol, dando l'impressione ai 200 tifosi rossoblù irriducibili, arrivati dalla Sardegna, di festeggiare la seconda vittoria esterna stagionale. Bisogna controllare il risultato, mantenendo palla e cercando di contenere il più possibile la squadra di casa nella propria metà campo. Il gioco funziona fino allo scadere, quando in un'azione disperata dei sudtirolesi, porta un'azione gol da sinistra, con deviazione vincente di testa, da posizione ravvicinata, che Radunovic riesce miracolosamente a salvare respingendo sul secondo palo, dove è appostato l'attaccante Raffaello Dogu, che con un tiro sbilenco, riesce a depositare la palla in rete, per il 2-2 finale, per una beffa terribile al cospetto di un presidente testardo e superbo. Tommaso Giulini, parcere subiectis et debellare superbos. Ora sentiamo le dichiarazioni raccolte a fine partita, poi chiudiamo la rubrica con una canzone che si adatta perfettamente al presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Il titolo del brano è L'istrione, interpretato dal grande artista francese Aznavour. Una doppietta decisiva, importante, mi descrivi i 2 gol? Sì, importante la prima, quindi più bella. E il primo ha messo una gran palla a Rover, sono stato bravo per una volta a attaccare bene la porta, quindi sono riuscito a spizzarla sul secondo palo. La seconda invece in mischia, ha fatto un tiro di testa a Zaro, che il portiere ha parato, poi col destro obiettivamente l'ho un po' sbucciata, però sono quelle palle che se prendi bene il difensore sulla linea la prende, quando la prendi male sembra un po' in difficoltà e quindi la palla è entrata.
importante aver pareggiato anche per continuare la striscia positiva. Sì, non so quante partite siamo, 9, sono tante. Oggi personalmente il primo tempo pensavo di riuscire a portare a casa la vittoria, poi invece il secondo tempo siamo calati, quindi direi che è un gran punto contro una squadra che sappiamo molto forte. Rispetto alla partita col Parma però avete giocato un po' diversamente, un po' meglio complessivamente. Sì, infatti come ti ho detto, primo tempo abbiamo fatto un'ottima mezz'ora, tanto che nella mia testa pensavo appunto di riuscire a fare il secondo gol e chiudere la partita. E contro il Parma invece abbiamo trovato un gol ha fatto una prodezza Nico. Oggi invece siamo stati propositivi il primo tempo, il secondo tempo invece siamo calati probabilmente fisicamente dopo tante partite e quindi dai, gran punto, gran partita. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. 4 tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di 3 muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi 6 repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho. Sono enfatico e discreto, versi e prosa li dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. No,
valgo lo so, e ad essere sincero, sono un vero istrione, è grande come me, ed io ne sono fiero. Radio Luna ha presentato L'Angolo dello Sport, campionato di Serie B, a cura di Renato Scano, l'inviato speciale contro la SLA. Ha condotto Ugo Bulgarelli.